Ciao a tutti, eccoci qua, ci ritroviamo. Oggi siamo sopra Tolmezzo, vicino ad Arta Terme, in un paesino che si chiama Cabbia. Ecco qua, Mm. è già dietro di noi, si vede il Sernio, la Grauzaria e adesso noi andremo a fare una bella camminata nel bosco. Simo, spiega perché siamo venuti a fare questo percorso qua oggi. Allora, Lorenzo ha scelto un percorso che fosse ombreggiato perché non siamo partiti prestissimo stamattina, quindi il sole scotta e da quello che appunto si preannuncia sembra essere ombreggiato dentro il bosco. Adesso ve lo facciamo sapere. Maddi, comoda sul papabus, comodissima. Ecco Stella, non ti rinfoncilli su questa bella cascatella, amore. Veramente ho paura di cadere nella puzza, quindi è meglio evitare, siamo appena partiti. Maddi, senti il fascino della legna tagliata, senti che buon profumo. Allora, la Simo ha trovato sta scaletta, c'è, vedete anche che bella questa Madonnina votiva, e abbiamo scoperto che da qua parte il rio Della Madonna proprio. della Madonna che va giù poi Eh. nel torrente qua a fondovalle. Guardate che belle roselline che ci sono in questo angolo Sì, qua. sì. Comoda lì. Allora, non c'è gran dislivello, però questo tratto sì. E c'è, ciao, e qualcuno che saluta. Ammazzate. Allora, la Sima quando c'è salita prende il via, è andata avanti, però vi volevo mostrarvi un po' le montagne, quindi dal Sernio, Palsec, molto molto bello. Poi sotto, non so se si vede, ci sono tutta una serie di stavoli. Vi metto la foto della carta tabacco di dove ci troviamo. Sentite il fiatone. Per fortuna che la strada è all'ombra. Sapete no che per le indicazioni ci pensa la Sima. Allora, dopo circa un'oretta dalla partenza arriverete a questo bivio, vedete? Bivio 411, salita su Art, che adesso prenderemo Quindi andiamo a verso sinistra, sinistra. se no dritti andiamo a Rivalpo. Esatto. Ecco, ho mandato avanti la Simo così ci batte la strada mentre io mi godo sto spettacolo. Sei arrivato allo stavolo, qua adesso dobbiamo trovare un pezzettino di sentiero non tracciato che adesso vi mostro. Siamo allo stavolo Fontanedis e quel tratto che vedevate prima la cima, adesso dobbiamo trovare il sentiero per collegarci al 411. Voilà, allora vedendo un po' la cartina tabacco ho messo lì, la direzione dovrebbe essere questa, adesso vediamo se è giusta. Allora mi faceva piacere, da qua la Simo è ritornata indietro, abbiamo perso una scarpina. Giù c'è il paese di Rivalpo e ne approfitto per intanto vedere dov'è la traccia. Ma chi glielo dice alla mamma che la scarpetta mancante l'hai messa qui? E sono ritornata indietro. Io se... Guarda, ma di cosa dici? Prendiamo e scappiamo. Ecco, nascondi anche l'altra scarpetta, nascondi che lì. Mamma. Eh sì, fidati, è meglio che andiamo via. E dopo una lauta pausa pranzo, con pizzetta, oggi pizzetta, dai. Però bambina, risotto alla... Pescatora. Ah. Intervista veloce. Prima parte del percorso. Allora, primo tratto sterrato, molto semplice, dislivello quasi nullo. Secondo tratto quasi tutto nel bosco, in mezzo a un po' di erba alta, un po' di dislivello in più, però merita perché è un percorso molto vario fino adesso. E è la Madia che canta. Eccoci, Simo.
Siamo un po' in ritardino partiti oggi, quindi non andremo sulla cima, ma andiamo Ok. verso gli stavoli Corona. Corona. Giusto? Vedi che memoria Corona, che quindi andiamo a a sinistra. sinistra. Vai. Oppa. Ci mostriamo, continuiamo questo bel percorso. Piccolo tratto. Oggi mi pento di non aver portato i pantaloni lunghi. Ci sono solo dei brevi tratti, comunque bello all'ombra il percorso, bello fresco e non ci sono pericoli. Per questi brevissimi tratti portate i pantaloni lunghi. Che meraviglia! Qua siamo agli stavoli Corona. Sono i sassi qui. Su. Largo largo che arriva la Maddì! Qua è dura tenere il passo della piccola? Tira lei. No, la pigna è caduta, non ne troveremo più. Brava. Allora che si sta benissimo però qua al fresco, eh? Anche l'alternanza, poi pieno di belle farfalle, che bello. Che bello, che bello, che bello. Pieno di fiori. Bel percorso questo, no? Molto, molto. Peccato per l'erba alta. In quel trattino, beh dai, basta avere pantaloni lunghi, che non abbiamo. Questo vi succede quando bevete 4 grappe. Vedete? L'effetto grappa. Ecco, questo succede a bere le grappe. Succede a bere le grappe questo. L'abbiamo trovato anche quando piove. Guarda la mamma che ombrello che ti ha trovato. Madonna che veloce che vai, piccolina. È proprio una fortuna non aver perso la scarpina, no? Ecco qua. Oh ciao. Madina. Vediamo dov'è la mamma, perché in discesa papà è pesante e la forza gravità fa andare giù veloci. Esatto. Oh, che meraviglia sto freschetto. In mezzo alle case tipiche della nostra meravigliosa Carnia. Ragazzi, è stupenda. Stupenda. Anche la Simo che cammina davanti a me. Così mi sente. Siamo ritornati al paese e niente di meglio che trovare Una bella fontana dove riempire la borraccia che era vuota. Allora dai, oggi non è andata male. Assolutamente Un bel no. giro. Un bel giro al fresco e il bosco infatti veramente è stato in questa giornata salvifico e anche il dislivello non è stato appunto chissà che e alla fine abbiamo percorso circa 9 km, quindi insomma dignitoso come percorso.